Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in rigorosa diretta perché sono le 22 quasi 40, non vorrei sbagliare il minuto perché poi il sindaco mi riprende. 39. Le telefonate 049 80 7753, ma Elisabetta mi ha detto che ce ne sono davvero ancora tantissime, cercheremo di accontentare tutti prima del termine. I messaggi li avete visto, passo già, eccolo qui, 345 334 1171, alla telefonata andiamo e chiedo anche al sindaco rapidità così ne passiamo il più possibile. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Franco, chiamo da Abano Terme. Prego, faccio signor parte Franco. della cintura, proprio del centro di Paolo, faccio parte della cintura. Prego. Dice che questi giorni la provincia ha riunito i sindaci per la viabilità invernale. Volevo chiedere al sindaco, visto che l'anno scorso abbiamo avuto difficoltà di farlo come da artigiano, che abbiamo avuto difficoltà Franco la fermo, se parla più lentamente perché non abbiamo sentito nulla, casomai un po' più distante dalla cornetta del telefono, perché non abbiamo sentito nulla, se può gentilmente ripetere, grazie. In questi giorni la provincia ha riunito i sindaci per la viabilità, io parlo da artigiano. Ai sindaci per la viabilità, prego. L'anno scorso, nel 2018, abbiamo avuto difficoltà per la viabilità nella cintura urbana per il comune di Padova, perché ci siamo trovati in breve tempo con le limitazioni al traffico dalle 8 di mattina alle 18 di sera. Volevo capire quest'anno se hanno pensato di modificare, come è capitato nel 2018, di fare delle fasce orarie perché noi artigiani possiamo usare il centro per le attività, per le emergenze, certo, per dare un servizio ai cittadini. È stato chiaro. Questo è il nostro compito, la nostra prospettiva, il nostro fatto, il nostro lavoro, insomma. Ecco, è stato molto chiaro. Sindaco vuole rispondere? Dipende dalla quantità del PM10. Noi stiamo cercando, in collaborazione con la provincia e con la regione, di fare il massimo per tutelare la sanità, la salute dei cittadini e nel contempo cercare di creare meno problemi possibili a cittadini, trasportatori, negozianti, artigiani. Non è facile, è molto complicato, dipende dal livello di inquinamento. I stessi cittadini, quando è novembre-dicembre, sono gli stessi che magari vorrebbero entrare in centro con l'auto, dopo si arrabbiano per il PM10. Per cui ricordo che io sono l'unica vera responsabilità vera, nel senso non politico, che sono responsabile di tutto, ma penale, sono responsabile della salute dei cittadini. Di conseguenza, se io non faccio qualsiasi cosa per migliorare, per abbassare l'inquinamento, sono penalmente responsabile. Per cui devo darmi da fare perché il PM10, l'inquinamento, si abbassi. Noi facciamo in tutto in collaborazione sia con la Regione sia con la provincia. Cerchiamo di fare telefonata, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Sì. Buonasera, sono Antonio. Da dove chiama, signor Antonio? Da via Pontedera, zona Crocefisso. Non ho capito. Corso? Non ho capito la zona. Via Pontedera, zona Crocefisso. Zona non riesco. Crocefisso? Crocefisso? Sì, via Pontedera. Non avevamo sentito bene. Prego. Via Pontedera, zona Crocefisso. Prego. Ecco, grazie signor Sindaco. Volevo porre questo problema. Se l'amministrazione comunale ha pensato, c'è la ricicleria alla fine della via, con un via vai di camion grossi, però fanno il loro lavoro. Chiedo che lei, chiedo che lei, se parla un po' più distante dal telefonino, la sentiamo meglio, prego. Se vuoi ripetere. Quello che volevo chiedere, adesso mi sente? Sì. Ecco, allora quello che volevo mettere in evidenza di via Pontedera, a parte il grosso traffico di camion che vanno in ricicleria, e va bene, però via Pontedera viene utilizzata come brettella, come scorciatoia da chi proviene da Guizza per andare a prendere la tangenziale, soprattutto nelle ore di mattina, con attese abbastanza lunghe per uscire in via Bembo. Non esiste un marciapiede da tutte le parti con il problema delle biciclette. Ecco. Volevo mettere in evidenza questo, signor Sindaco. Grazie. Certo, grazie. Praticamente dice che questa brettella che porta in via Bembo, non c'è marciapiede. Non vorrei
vorrei dire una stupidaggine, ma penso che sia già previsto nei lavori. Mi riservo anche in questo caso, mi prendo il numero di telefono e rispondo direttamente a questo acquisito. Se non sbaglio è già previsto. È già previsto i lavori per fare il Non marciapiede. sono sicuro, però mi riservo di dare un colpo di telefono. Altra telefonata, sentiamola, pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Da Mortise. Da Mortise, come si chiama lei? Mi chiamo Franco. Franco, prego, Franco da Mortise. Signor Sindaco, qua siamo di Serie B e Serie A, perché in via Cassino avete tagliato gli alberi, siepe e compagnia bella. Qua in via Luigi Rizzo niente, fatto niente, noi siamo di Serie B e Serie A. Quindi non c'è... Dicono che è un resident via Cassino e via Rizzo è un resident, giusto? Qua fatto niente, dopo quando arrivano le bollette da pagare, devo pagare anche per via Cassino, non va bene. O tagliate tutto insieme o no. Praticamente Prima mi sembra, cosa. Franco, mi scusi, mi sembra di capire che nella sua via non è stata tagliata l'erba, mi sembra di capire. La siepe. Gli alberi, lo stato buttato gli alberi. Ah, gli alberi, ho capito. La potatura si riferisce. La potatura, Via sì. Cassino, fatto tutto bene, tagliato siepe, tutto quanto, tutto bello. Noi via Rizzo, niente, fatto niente. Qual è la via sua, mi scusi? Non sento. Via Luigi Rizzo 71. No, via Via Luigi Rizzo. Luigi Mortise. Rizzo, non so, via Luigi Rizzo non sono stati No, potati gli signor, alberi. non parla di un'area privata, vero? Parla di una... No, sempre condominiale, sempre non comune condominiale, dell'Ater. ma Sempre, prima cosa. Ah, ma sono, Seconda mi scusi, cosa, fermo sono Franco, topi. Franco, sono case alberi Ater? delle case Ater, dice? la manutenzione... Del comune, però. ma Sono non case del comune gestite dall'Ater. La manutenzione va fatta dall'Ater. Non dipende dal comune. Deve essere fatta dall'Ater, però anche in questo caso solleciterò l'Ater a fare la manutenzione. Non dipende dal comune. Però dopo, scusa, Sindaco, però dopo quando arrivano le bollette metti in conto anche il taglio di via Cassino, però, perché Certo. viene distribuite in parti uguali il taglio. È verissimo, però è Ater che deve fare. Noi paghiamo non l'Ater, così. l'amministrazione comunale paga l'Ater perché faccia la manutenzione. Dopo, seconda cosa, signor Sindaco, qua abbiamo acqua che entra, si scantinati, non abbiamo garaggi per le macchine, non abbiamo ascensori e ci volete, siamo pensionati, io prendo, va bene, prendo anche 1.400, però no, che mi aumentate il 100% dell'affitto, ho sempre pagato 80 euro, dove ci sono gli extracomunitari che pagano 20 euro di affitto. Certo, Non è va stato- bene. è Io stato- sono cittadino italiano, Certo. è sempre stato a Padova, Franco, pago è 80 stato- euro in base a reddito. è No? stato- è Adesso sta- mi avete aumentato il 100%. Non so. Non va bene. Io Certo. devo dare i 20 euro che distruggono le case, gli appartamenti che lui ha date in affitto e dopo chi deve pagare? L'Ape, però l'Ape deve Certo, sempre lì, grazie Padovani. signor Franco per la risposta. Aveva detto che prima il sindaco dicendo che solo una piccola percentuale delle case Ater sono a disposizione di essere comunitari, il 90%, 10%. il 90% sono di italiani e quindi E capisco che non venga mai fatta una manutenzione, anche di questo caso prendo nota, farò intervenire l'Ater cercando che faccia manutenzione, mi sembra un suo diritto, ha ragione. a sistemare e potare gli alberi. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Enrico Padova e abito a Padova in via delle Palme. Ho 89 In centro, anni. mi scusi, in centro, Sono pensionato in centro a Padova, invalido via Belle Parti. Prego. in via delle Palme. Via delle Palme. A via delle Palme, prego. Ho 89 anni. Sono nato a Padova all'ombra della chiesa di Santa Giustina. Mi sono battezzato a chiesa Ma non mi racconti, tutta la... Ho lavorato a Padova per 42 è anni difficile. in centro lì a Padova. Ma se mi racconta tutta la sua storia da 89 anni, sindaco, stiamo qui tutta la notte. No, se fa la domanda al sindaco, grazie, così il sindaco le risponderà rapidamente.
Al sindaco mi è arrivata una multa per divieto di sosta su un passaggio di residenti quando ho già da 10 anni ricordo all'azzurro. Non mi posso dover fare nessuna reclamo perché non mi posso muovermi e non accettano nessuna per telefono notizie o d'altro. Ma mi scusi, ma come ha preso? Mi scusi. Finalmente a casa mia e dopo speriamo tutto quanto. Ma scusi, ma come ha preso la multa? Perché guidava l'automobile lei? Pronto? Come ha preso la multa? Ha preso la multa in via Guida da Campo San Piero. Ma guidava lei l'automobile? No, non posso guidare io l'automobile. Allora chi perché è da 10 anni che non mi hanno dato per invalidità. Ho capito, ma chi ha guidato l'automobile avrà parcheggiato male allora, no? Se ha preso la multa... No, io sono andato a parlare per portare delle carte per via della denuncia dei redditi. Ho capito, e l'hanno portato, ho capito, però messo là, l'hanno portata e quello che l'ha portata. Ho capito. Ha messo fuori il cartello e quando sono arrivato ha preso la multa. Ho capito. La multa abusavo questo guardo. Ho capito. I vigili non perfetto. dato nessuna risposta. No, ho capito tutto. E vorrei sapere dal sindaco che venga a casa mia perché ci sono tante cose che non vanno a posto. Grazie alla telefonata, praticamente dice che l'hanno portato a pagare dove è andato a pagare, l'hanno accompagnato, ha parcheggiato la macchina in un posto un po', però lui ha detto così. Non è che il sindaco toglie le multe, non posso fare niente. C'è un'altra telefonata, sentiamola, pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera. Pronto? Carla, da zona Paltana. Come si chiama, signora? Saluti Carla. Prego, signora Carla. Sì, volevo dire al signor sindaco che intanto sono contenta di averlo votato. Ecco, grazie. Questa è la prima cosa che volevo dirle. Grazie. Contentissima. Poi volevo dire che io sono vecchia, ho 90 anni, pensionata. E ho degli alberi grandissimi nel mio giardino, ma io non ho i soldi per tagliarli. Sono alti e toccano anche i fili, non so, della luce. E quindi? E volevo dire, c'è una possibilità che intervenga il comune per tagliarli? Grazie alla telefonata, è stato chiaro, può intervenire il comune perché lei non ha i soldi. Su un'abitazione privata il comune non può, se l'abitazione è privata o è ATER, il comune non può intervenire, è danno erariale. Io non posso utilizzare soldi pubblici per i privati, non è possibile, sarebbe un danno erariale, di conseguenza non è possibile. Siamo quasi in chiusura, non so, chiedo alla regia Elisabetta se sono ancora telefonate, magari una la possiamo ancora passare, però una considerazione dopo questa trasmissione, questa puntata possiamo farla, avevo molti temi da chiedere, però avremo altre possibilità per poterlo fare. Ma Lugano devo parlare. Lugano sì, ne parleremo, però quello che mi ha un attimino e mi fa riflettere da questa serata molti anziani. Molti anziani. E la città si sta invecchiando parecchio. Ha un 30% di persone che superano i 65 anni. E quindi stiamo diventando vecchi. Questo 30% di 65 anni hanno superato i 75. Per cui è una città che sta invecchiando. E non si può incentivare un po' di avere più figli, chiedo? Cioè fare qualcosa in merito? Io penso che i genitori oggi avere i figli costa. Gli stipendi onestamente sono bassi, c'è poco da fare. Uno dei problemi italiani, non sto dicendo che è colpa, non voglio fare discorsi politici, ma gli stipendi in Italia sono bassi. Io penso che 2 ragazzi, anche se lavorano tutti e 2, prima di fare un figlio ci pensano veramente 2 volte. Anche, aggiungo, oltre a questo, anche un po' perché non si vuole fare le fatiche che facevano una volta i genitori. Le generazioni sono cambiate i gusti, è cambiato tutto. Negli ultimi 10 anni, 20 anni è cambiato il mondo. Questa è la realtà. Però la città è vecchia. Però la città è vecchia, spero che non sia colpa mia anche questa. Noi ci stiamo dando da fare molto sul sociale, stiamo cercando di
tipo di trasporti pubblici, qualsiasi cosa, siamo di aiutare gli anziani, però io le chiedo per cercare di ringiovanirla, cosa si può fare? È lo Stato che deve fare queste cose, noi possiamo solo aiutare. Lei li sta aiutando ovviamente, però io dicevo è lo Stato che deve fare politiche sotto l'aspetto familiare, incentivare. Senta, molti stati stanno facendo queste cose e penso sia doveroso cercare di incentivare le nascite, molto importante. Lo stadio, possiamo rimettere il messaggio così ricordiamo al nostro sindaco il problema del telespettatore che ha dato il messaggio che la curva di 2000 posti insomma era quella. Sì, allora io ripeto, dopo aver atteso giustamente un periodo di tempo, circa un anno, quando il Presidente Boneto aveva offerto di fare uno stadio nuovo, di importo importante, e qui eravamo ovviamente molto interessati perché veniva fuori uno stadio privato, dopodiché avevamo un termine che era, lo ricordo, 17 luglio, qua vediamo il rendering, e abbiamo deciso di investire con l'accordo del Calcio Padova, ripeto, avevamo un fondo nello sport per periferie che era 2 milioni di euro e per cui gratis, nel senso non deve essere istituito, un fondo di 3 milioni di euro per quanto riguarda per fare un patinodromo e 800.000 euro per fare un campo di basket. Per cui investendo tutti questi soldi miglioreremo la curva sud, la cosiddetta curva fattori, la porteremo a 2.000-2.500 posti, avvicinandola a 6-7 metri allo stadio, per cui miglioriamo la visibilità. Nel contempo, lasciando la curva originale dietro, qua si riesce a capire, e coprendo il tutto, lo dico in maniera rozza ovviamente, dietro creeremo 2 palazzetti da 1.600 posti, uno per il patinodromo e uno per quanto riguarda il palazzetto del basket. Penso che sia una cosa, non è certamente, a me piace come progetto, a me non piaceva quello di prima di spostare il campo, avvicinarla, però alla fine Diego Bonavina con i suoi tecnici ha risolto il problema. Quello che vediamo è un rendering, per cui adesso daremo l'incarico a progettisti per fare esattamente il progetto definitivo. 2.500 è l'idea nostra, può essere che si possa fare di più. Lo so, l'accusa è ma così non si avvicinano le 2 tribune. È vero, costa 22, costa 22 milioni a fare lo stadio nuovo. Certo, però io le chiedo, il fatto è che nell'ipotesi, come dice lei, che verrà fuori un bel lavoro per quanto riguarda una curva, per me sì. L'altra rimarrà tale quale l'altra curva, nella nostra idea, ecco, questo vediamo è il campo basket, che viene realizzato dietro la curva attuale, dietro la nuova curva, tra la curva vecchia e la curva nuova. Però la parte opposta, ci sono molte richieste, adesso dopo le vacanze andremo al fatto concreto, per quanto riguarda impianti di arrampicata. Sono molte proposte. Però ci vogliono degli altri soldi per completare. No, fatto privati. Vengono fatti da privati. L'idea, noi non abbiamo finanziamento per questo. Noi chiediamo ai privati che si sono proposti di fare la nuova curva. Perfetto. Ricordo anche che noi dobbiamo mantenere gli spettacoli musicali, ovviamente il calcio, non disturbiamo nessuno, non spostiamo campi, il gioco non cambia assolutamente nulla. Tempi che vedremo? 2 anni. 2 anni. 2 anni da partire da settembre. Vabbè, facciamo il nodo del fazzoletto. Telefonata, sentiamola, pronto? 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 Buonasera, con chi parliamo, da dove? Rapidamente perché siamo in chiusura, signora. Sì, pronto, Ornella. Sono Ornella da Padova. Prego signora Ornella, da che zona di... Arcella abito. Ad Arcella, prego. Sì, io volevo dirle, io abito su casa dell'Aper di via De Tre e volevo dirle che l'affitto l'hanno raddoppiato. Cosa? L'affitto l'hanno raddoppiato. L'hanno raddoppiato, ma volevo dire che io abito da 30 anni qui e qui io l'avrei già pagata questa casa, adesso che me la raddoppiano, io dovrebbero dartela almeno la casa, con riscatto chi che vuole, ma non pagare i soldi a vuoto senza poi che venga mai fatto nessun lavoro perché l'Ater non risponde di niente.
Certo. È stata chiara signora, praticamente dice che da 30 anni che lì conosco il problema, tra ieri e oggi ho ricevuto un sacco di telefonate di questo tono, gente arrabbiata, qualcuno che piangeva, qualcuno che dice sì, posso spostarmi, ma chi fa lo trasloco? Molta gente anziana, lo ripeto, sono 10% di stranieri, 90% di italiani. Noi cercheremo di dare un sostegno economico come e dove possiamo, non a pioggia, ma cercando di aiutare quelli più in difficoltà. Ci faremo interprete con l'assessore e il Presidente della Regione per far sì che il buonsenso, che rivedano qualcosa, perché è un problema obiettivamente. Certo. Chiedo a Elisabetta, chiedo in regia se ci sono altre telefonate o possiamo chiudere, perché sento di là Elisabetta che sta ancora cercando, ce ne sono molte, mi dice la Jessica che è dietro le quinte, e mi dicono anche di chiudere. Allora, mi spiace molto non poter passare altre telefonate perché ce ne sono davvero tante, cercheremo di ripetere questa trasmissione visto che sono molte le domande che vogliono fare il sindaco, però purtroppo il palinsesto prevede questa, poi c'è l'informazione, ci sono i nostri telegiornali. Quindi davvero grazie a tutti quelli che hanno telefonato, ci scusiamo con quelli che non siamo riusciti a farli intervenire, lo faremo in una prossima volta quando avremo ospite il sindaco di Padova. Io ringrazio il sindaco Sergio Giordani. Io ringrazio voi, ringrazio anche i telespettatori. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo, mi sono impegnato a dare 3-4 risposte dirette e lo farò, ho preso la nota ai numeri, per cui io cerco di migliorare assieme ai miei la vivibilità, abbiamo una città stupenda, bellissima, e come tale va trattata e mantenuta. Io so che sono problemi economici, di anziani, di traffico, sono tantissimi problemi. Noi cerchiamo di fare il meglio, l'impegno è il massimo, dopo non è detto che il risultato sia eccezionale, però insomma io sono orgoglioso di essere il sindaco di questa città. Grazie sindaco Sergio Giordani, è stato con noi, buone vacanze, grazie. Anche se il mese di agosto un po' di riposo se lo merita sicuramente, invece do appuntamento ai telespettatori di Primus Inter Pares a mercoledì prossimo con un'altra puntata. Buonanotte. Buonanotte.